Non trova riscontro il celeberrimo detto non c'è due senza tre, si può infatti finalmente giocare il recupero della settima giornata del campionato di Serie D per il girone I allo stadio Franco Scoglio. La CR Messina ospitava il Castrovillari, ragazzi di mister Biagioni reduci dall'ennesima sconfitta sul campo della San Cataldese che ha fatto sprofondare i biancoscudati in fondo alla graduatoria in terzultima posizione. Abbandona il 4-3-3 il tecnico laziale in favore di un più abbottonato 3-5-2 che vede la conferma di Loren contra i pali, il nuovo acquisto San Vigna che va a completare il reparto difensivo con Zappalà e Ferrante. Ianze dirottato sul binario destro di centrocampo con Biondi che fa il suo ritorno in mediana al fianco di Genevieve e Amadio. Sulla corsia mancina ci va Barbera, tandem d'attacco formato da Arcidiacono e Tedesco. Risponde invece con un 3-4-1-2 la formazione dell'ex di giornata Ciccio Marra con l'ex Igia Virtus Fioretti dietro le due punte Ennin e Puntoriere. Dirigeva l'incontro il signor Giorgio Di Ciccio della sezione di Lanciano, sui assistenti Alessandro Antonio Boggiani di Monza e Luca Bernasso di Milano. Total white per la CR Messina, maglia rosso-blu per la formazione calabrese del Castrovillari. Pochissimi tifosi presenti allo stadio Franco Scoglio, oramai disamorati a questa formazione che deve dimostrare di aver cambiato marcia e di voler risalire la china della classifica. Pronti e via, e subito Messina avanti che trova l'episodio fortunato. Genevieve colloca il pallone dai 25 metri, prova ad andare in porta, si infrange sulla barriera il suo destro e anche sulla mano piuttosto evidente di Puntoriere. Rigore ineccepibile concesso al direttore di gara Di Cicco. Sul punto di battuta si presenta Gael Genevieve grazie a questa sciocchezza il numero 91 calabrese a tu per tu, il numero 10 capitano della CR Messina con Galluzzo che intuisce solamente ma non arriva. Vantaggio della CR Messina firmato da Gael Genevieve dopo 6 di gioco. La firma del numero 10 che ora incoraggia i suoi che vivono una buona fase della propria gara con questo tentativo del giovane classe 99 Amadio che termina però abbondantemente alto. Prova a dare qualche consiglio il tecnico laziale Biagioni, ma ancora Amadio. Ottima transizione offensiva, palla sul binario mancino dove c'è Tedesco, salta un avversario, prova ad andare in porta, il suo mancino però termina nella porzione in stadio dedicata ai tifosi della CR Messina. La risposta del Castrovillari è tutta in questo tentativo sballato del capitano Paolo Lomasto che termina abbondantemente alto sulla porta difesa da Loren Con. Ancora Genevieve a posizionare il pallone sul binario destro, scodellare dentro, prova ad arrivare all'appuntamento Ianze che non impatta però con la sfera. Il gol del possibile 2-0. CR Messina che si farà notare ancora con Ianze sul binario destro che è bravo e caparbio a tenere in vita questo pallone, servirlo a rimorchio dove c'è Tedesco, palla dentro per Arcidiacono che cincischia un po' col pallone, si lascia ribattere il suo tentativo col destro. Errore in fase di disimpegno della formazione di mister Marra, recupera allora Tedesco, serve ad Arcidiacono, ci mette il piedone Galluzzo, ancora Tedesco però a calciare in curva sud. Ottimo impatto sulla gara del giovane classe 98 che non ha trovato ancora il suo primo acuto in giallo-rosso, questa volta arriva dal binario mancino il tentativo offensivo della CR Messina con Arcidiacono che tiene in vita il pallone, lo serve a Tedesco, il suo destro è contrato, termina debole tra le braccia dell'estremo difensore Galluzzo. E questa l'ultima emozione del primo tempo, squadre alla pausa sul parziale di 1-0 decide la rete dopo 6 minuti di Gael Genevieve. Si torna in campo nella ripresa con addirittura 4 cambi tra le fila della formazione calabrese che prova a rendersi insidiosa sugli sviluppi di un corner. La palla resta lì ancora in favore di Lomasto che sceglie la soluzione di potenza, non centrando però ancora una volta il bersaglio grosso. Sempre Lomasto a suggerire in profondità per l'inserimento di Pandolfi, tentenna un po' nell'uscita, Loren Con non ne approfitta, allora Canale. Il corpo a corpo è stato vinto dal nuovo acquisto San Vigna da un 7 all'altro, questa volta Arcidiacono a seminare il panico sul binario mancino, cercare il palo lontano, un po' troppo pretenziosa in questa occasione del ex Cosenza e Sicula Leonzo che continua però a seminare il panico, salta avversari come fossero birilli, questa volta però è strozzato il suo mancino. Castrovillari che prova a farsi rivedere avanti sugli sviluppi di questo lancio lungo e riesce a liberare al destro Canale. Loren Con fa sua la sfera in due tempi senza grossi patemi d'animo, doppio cambio tra le file della CR Messina con Biondi e Barbera costretti ad abbandonare il campo in favore di Lundqvist e Aldovrandi. Sicuramente non aiutano le condizioni pessime del terreno di gioco del Franco Scoglio. Occhio però al Castrovillari che ci riprova in avanti con questo tentativo che non crea grattacapi a Loren Con. Altro cambio in questo caso è stato Baeba, classe 99, a fare il suo ingresso in campo. Il Castrovillari ci prova
per lo più da palle inattive, ma con Bona che non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Altro cambio con Janz che lascia ora spazio a Selvaggio, è proprio lui a suggerire dentro per Tedesco, ha tutto il tempo di controllare, puntare Galluzzo, prova a saltarlo, ma c'è un provvidenziale intervento dell'estremo difensore del Castrovillari che nega la gioia, la prima gioia in giallorossa a Tedesco. Lascia il campo anche Ciccio Marra, allontanato dal direttore di gara. Nel finale anche Arcidiacono in favore di Catalano, proprio il numero 14, a inserirsi in questa selva di gambe calabresi. Il suo tentativo però trova ancora una volta il pronto intervento di Galluzzo. Castrovilla che ci prova alla disperata nel finale, ma non c'è più tempo, triplice fischio, game over al Franco Scoglio. La CR Messina si impone nel recupero della settima giornata sul Castrovillari, decide la rete dopo 6 minuti di Gael Genevieve. E ora domenica ancora scontro in casa contro il Rotonda. Potrebbe essere la seconda importantissima vittoria di fila per i giallorossi e chiuderebbero così il proprio anno solare fuori dai playout.